In sto periodo strampalato, assurdo e complicato, tutti inevitabilmente siamo un po' ingrassati. Senza catar storie o inutili scusanti, abbiamo messo su dei chili, che sia pochi o sia tanti. Non so mica abituato a stare a casa. Torno solo per la cena, mangio, vo in letto e riparto di gran lena. Avendo sto tempo libero e non sapendo cosa fare, dalla mattina fino alla sera mi sono messo a mangiare. E ci è convinto a modo suo di mangiar ben pulito. Oh, eccolo che arriva, senti cosa l'ha detto. Per tenermi bello in forma, come insegna i nutrizionisti, bisogna evitare schifezze, affettati e formai misti. È importante la verdura. Ecco qua cosa ho comprato. Cipolle rosse sott'olio e patatine in quantità. E dopo sta bella alimentazione, fallo mia del movimento, così da buttar giù la panza e tenersi in allenamento. Faccio un percorso complesso, di struttura e complicato, da svolgere quotidianamente ad un ritmo forsennato. Comincio con la merenda, fa due giri del palazzo, torno a casa, mi sento a tola e maio come un passo. Guarda che è difficile tenere sto ritmo qua, anche considerando la prova costume che arriva. Mangiando in sto periodo, similmente a un porzelletto, pensate che il costume diventato fosse stretto? E invece ecco qua, il miracolo è compiuto, non tira il gilet, tantomeno il velluto. In sto periodo strampalato, assurdo e complicato, tutti siamo ingrassati, ma nessuno che ne è fregato.